siamo circondati da notizie, soprattutto in questo periodo, negli ultimi anni, di fotografi morti, giornalisti che scompaiono, che vengono arrestati. Avendo potuto incrociare la figura di Kamaran Najm nel mio percorso, mi piaceva poter dare un nome a una di queste persone, a qualcuno che è morto per testimoniare la guerra e le bellezze del suo paese. Voleva raccontare la bellezza del Kurdistan iracheno, il fotografo Kamaran Najm, scomparso a 27 anni sul fronte di Kirkuk, dove si era invece trovato per testimoniare la brutalità della guerra. Ferito, cade da una camionetta dell'esercito iracheno e finisce nelle mani dell'ISIS. La sua storia viene ora raccontata dai disegni di Claudio Calia e dalle parole dei tanti testimoni che il fumettista veneto ha incontrato in Iraq, dove dal 2016 fa laboratori e workshop dedicati all'arte del fumetto. Mi piace pensare che la vita di una persona sia quello che lascia le persone che lo hanno circondato e che lo hanno conosciuto, e per cui ho iniziato in un qualche modo a trattare le testimonianze delle persone come ipotetiche pennellate che facciano emergere il ritratto del soggetto che vado a descrivere. È stato il fratello di Kamaran a chiedere a Calia di raccontare questa storia, convinto che il fumetto fosse il mezzo più giusto e sensibile, rifiutando offerte giunte dal cinema americano. Ho un'ossessione sin da piccino per questo linguaggio, anche perché credo che quella cosa che accade quando un lettore passa da una vignetta all'altra e è costretto a riempire nella sua testa quello spazio bianco che c'è tra una vignetta e l'altra, penso che sia un modo di comunicare che crea una complicità pazzesca e non paragonabile a quella di nessun altro linguaggio. I disegni replicano anche l'ultima foto scattata da Kamaran Najm, l'immagine di un soldato curdo che fugge dai proiettili dell'ISIS. Kamaran voleva che fossero i cittadini curdi e iracheni a raccontare il loro paese. Ha così fondato Metrografi, la prima agenzia fotografica indipendente sul territorio. I reporter uccisi, soprattutto se non occidentali, restano spesso solo numeri di una tragica statistica. A 10 anni dalla sua scomparsa, questo graphic novel edito da Becco Giallo restituisce invece identità e memoria di un giovane e della sua terra. Il Kurdistan iracheno è un posto pazzesco e meraviglioso in cui convivono tantissime culture diverse, e io credo che proprio in questo sforzo continuo di convivere, di capire l'altro, sia una tra le cose più belle che ho visto nel mondo.